Una buona giornata a tutti i nostri lettori, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Il tema di questa settimana ci viene dettato da coloro che ci seguono da ogni angolo del mondo, da fuori città soprattutto. La loro curiosità per quello che riguarda questo periodo, e lo vedete naturalmente la città che cambia molto a Carnevale, ci sono anche delle postazioni diverse rispetto al solito per quello che riguarda il mercato del giovedì. La loro curiosità è collegata a quello che è l'aspetto del dolce che maggiormente rappresenta la nostra città in questo periodo di Carnevale. E anche qual è stato il vestito che i nostri concittadini, il costume che i nostri concittadini hanno maggiormente usato non solo in età giovanile ma anche in questo periodo, visto che il Carnevale sta tornando veramente in auge. Andiamo! Ma sicuramente la maschera dei più tradizionali, quando eravamo bambini ci ricordava soltanto quella di Arlecchino, fatto da tutti i pezzettini di stoffa. Poi a me è sempre piaciuto anche Pulcinella, il vestito bianco, il dottor Balanzone a suo tempo. Ecco, queste sono un pochino, diciamo, proprio le più tradizionali per i ricordi che ho io della mia infanzia. Ecco. Diciamo che la tradizione, il Carnevale per me è con Arlecchino con i suoi 1000 colori, con i suoi anche la sua storia, il fatto che abbia tutti questi pezzetti portati. A me piace molto come maschera, anche il suo significato è particolare, mi piace molto. Chioggia non ha avuto un caratteristico abito né maschile né femminile per il Carnevale, tipo Gianduia, tipo altri famosissimi costumi che denotano anche le località. Però Chioggia diciamo che si è salvata perché i pescatori durante il periodo di Carnevale, soprattutto l'ultimo giovedì di Carnevale, portavano di grandi beretti rossi sulla testa, che erano quelli che in effetti usavano anche in mare quando avevano difficoltà, perché il rosso si riconosceva e quindi se cadevano. Questi signori ci hanno concesso un'intervista al volo a patto che non perdino appunto il vaporetto per andare a Pellestrina, che sta arrivando proprio in questo momento. E allora vi chiediamo qual è la maschera che maggiormente rappresenta la nostra città e a questo punto diciamo anche la laguna di Venezia. Del punto in bianco, del fresco di mattina così, è il primo che mi viene in mente è Jackie, Mago Jackie. Ma quindi possiamo dire un volto che forse più di una maschera. Sì, io confermo, mio fratello, quindi va bene, accetto, va bene così, la maschera di Chioggia è Jackie e poi altre maschere c'è Vassili. Che vengo qui a Chioggia sono tantissimi anni, perché ho cominciato che mi ricordo ancora piccolino, mi ricordo che c'era ancora il mercato in tombola e noi eravamo davanti alla trattoria da Baci. E io ero piccolino, mi ricordo che d'estate non ho mai avuto i nonni che mi potevano tenere, e venivo sempre via con mio papà e mia mamma, quindi sono 50 anni, presumo, sì, una cinquantina d'anni ormai che vengo qui. E i dolci sono quelli tradizionali anche qui, io quando arriva il Carnevale lo percepiamo dai frittue, i galani, le chiacchiere, ecco questi sono di quelli. Sicuramente la frittella, ma dopo i crostoli non si può far meno. Aspetta, i crostoli, i galani che non si possa mai chiamare crostoli da queste parti. E poi sì, insomma, i dolci in generale, però ecco, con frittelle e galani. Ma Arlecchino mi viene in mente come costume, Pulcinella come ha detto il mister, quelli sono solitamente i costumi che mi vengono in mente. Per quello che riguarda invece il dolce? E i galani, le frittelle anche in provincia di Padova dove abito io e basta. Un dolce caratteristico per Carnevale a Chioggia non esiste. Esistono ovviamente i galani, le frittelle, soprattutto galani e frittelle. Altri tipi di dolci di Carnevale che vediamo in altre parti qui non esistono. Senti, in tanti stanno arrivando nella nostra città anche per degustare i dolci della nostra città. E allora secondo voi i più caratteristici? I papini e la torta alla mandorla. Che valgono tutta la stagione. Chi lo mangia? Per tutti i gusti e per tutte le età, è ricca di risorse culinarie, e di tutto genere.